Parla la sessantenne aggredita e rapinata da due banditi a Casale sul Sile. Sapevano che avevo una cassaforte, racconta la donna. In ospedale le hanno refertato 2 costole incrinate. Ennesimo femminicidio in Veneto. Giuseppe Pitteri, 65enne di San Stino di Livenza, uccide la compagna Cinzia Luison di 60 anni a colpi di bottiglia. Per il governatore Zaia una piaga sociale. I carabinieri del comando provinciale di Treviso nelle scorse ore hanno individuato i presunti responsabili di numerosi reati in danno di alcune chiese della Marca. Rubavano offerte e oggetti sacri. Diminuisce l'età delle prime ubriacature, aumentano i giovanissimi assuntori di droga. Per questo a Treviso nasce un osservatorio sulle dipendenze. Una valanga si è staccata sulla Marmolada lato Trento, ha coinvolto uno sci alpinista padovano di 30 anni, fortunatamente estratto in vita dalla neve. L'allarme è arrivato nella tarda mattinata. Ospite ieri sera a Ring l'europarlamentare leghista da Re Domenica Pavia per il Comitato del Nord di Bossi, di cui dice molti in Veneto sono pronti a far parte. La celebrazione di San Nicolò, per molti Babbo Natale, per altri Santa Claus, oltre a preannunciare le festività natalizie, è un segno che lega le comunità alla loro storia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione del vice direttore Ferdinando Avarino, che torna questa sera a partire dalle 21:15. Un ticket per entrare a Venezia, giusto? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691. Se no, non è giusto, il numero in rosso, 0422 1626 690. La chiamata, come sempre, è gratuita, un tema di estrema attualità. Questo quindi il sondaggio di questa sera per Ring. Sapevano che avevo una cassaforte, così racconta la donna sessantenne disabile rapinata ieri sera a Casale sul Sile. Questo il suo racconto. Stavo per chiudere la porta e invece loro me l'hanno aperta sul muso praticamente e quindi sono caduta per terra. Poi mi hanno dato una pedata e mi hanno detto: so che lei qui ha una cassaforte, e un'altra pedata. Allora non sono stata là tanto a fare la coraggiosa, ho detto sì, è lì, si prenda quello che c'è dentro, che tanto non c'erano tanti soldi, però li ha presi tutti. E dopo sono spariti 2 uomini col casco integrale. Monica Biasina è stata lucida e ferma anche negli attimi più concitati, mentre i 2 malviventi che le sono piombati in casa non hanno avuto alcuna pietà. 2 uomini contro una donna sessantenne con disabilità, ma lei stessa il giorno dopo ammette che poteva andare peggio. Se tirano fuori il coltello e invece mi hanno solo dato tante pedate. I fatti nel tardo pomeriggio a Casale sul Sile, in questa abitazione al primo piano di via Buonarroti, sono da poco passate le 17 quando i 2 uomini di corporatura robusta e accento pare dell'est fanno irruzione. La stessa proprietaria di casa non parla di una mera casualità. Il cancello non ha, come dire, si apre a mano perché si è rotto il motore, quindi sapevano già tutto. Non è possibile che vengano dentro e sappiano: lei qui ha una cassaforte, mi hanno detto. Come fanno a dire lei qui ha una cassaforte? Nella cassaforte i 2 rapinatori trovano 350 euro, soldi che servivano a pagare l'IMU. Il tempo di agguantarli e darsi alla fuga. Sembra a bordo di uno scooter. Sulle loro tracce i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, che hanno effettuato anche i rilievi scientifici a caccia di impronte e altre tracce. Purtroppo non ci sarebbero in zona telecamere. Il referto del pronto soccorso, dove la donna è stata portata per accertamenti, parla di 2 vertebre incrinate, 30 i giorni di prognosi, più profonde ancora le ferite dell'anima. Perché visto come va l'andazzo qua, che ti menano per 10 euro, sono solo codardi. Apriamo adesso una finestra su Venezia, andiamo a San Stino di Livenza per il femminicidio che si è consumato nella giornata di oggi. Una donna massacrata a bottigliate dal compagno, ma ci racconta tutto e ci dà tutti gli aggiornamenti la nostra Daniela Sizia, che si trova con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Daniela. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori. Stanno per portare fuori il corpo di Cinzia, ancora
qualche minuto, l'ultimo momento di questo dramma, di questa tragedia. La donna, Cinzia, è stata davvero massacrata, colpi di bottiglie dal compagno di una vita, ex dipendente a CTV, Giuseppe Pitteri, che è in pensione da 2 anni, e non si sa per quale motivo, cosa sia scattato, che cosa sia accaduto in quei terribili momenti, però la certezza è che l'uomo ha preso una bottiglia, ha colpito ripetutamente la donna, che è morta sul colpo. Ad arrivare sul posto per prima è stata la figlia minore, che vive con la coppia, mentre la figlia maggiore vive con la nonna materna proprio a 1,5 chilometri qua a San Stino di Livenza. È arrivata, ha aperto la porta, ha visto il corpo della madre disperata, ha visto il padre che le stava andando incontro. Lei, spaventata, è uscita di casa ed ha chiesto aiuto ad un vicino che l'ha portata in casa sua, l'ha rassicurata, ha cercato di tranquillizzarla. Poi stava per andare nella casa dove è avvenuta la tragedia, ma in quel momento sono arrivati i carabinieri che sono stati chiamati proprio dall'uomo, sono stati chiamati dall'uomo, che ha detto venite subito perché l'ho uccisa. E abbiamo sentito anche le parole di un'amica che è venuta qua fin dai primi momenti, un'amica di Cinzia, che ha detto era una persona solare, dolcissima, sempre sorridente. Lei lavorava a Pramaggiore con le 2 sorelle in un salone, e stanno entrando, se vedete adesso, i parenti di Cinzia e assieme ai carabinieri. Lo vedete, stanno entrando in questo momento dalla porta. È il primo momento in cui sono state fatte entrare, perché proprio lì, al di là di quella porta, c'è il corpo di Cinzia che sta per essere portato via, Christian. Purtroppo sono i momenti più brutti, i momenti più dolorosi, quelli proprio del distacco. Quelle sono le 2 sorelle, probabilmente le 2 sorelle di Cinzia, quelle che lavoravano con lei nel salone. Ti farei sentire intanto le parole dell'amica di Cinzia, che ce la descrive come un pezzo di sole. Sentiamo le parole. Io l'ho conosciuta un po' di anni fa, sono stata anche nel suo negozio un po' di volte, ma accogliente, ha presente di incontrare una persona eccezionale, favolosa, che ti mette a tuo agio. Sorridente. Ma bella, il sorriso, piena di vita. Io oggi, quando l'ho saputo, chiedevo a mio marito: Cinzia chi? Quando mi ha detto la parrucchiera, cioè io sono rimasta non sorpresa, malissimo, perché dai per scontato che sono quelle persone piene di vita, piene di... A lei, no, non è possibile. Poi ho pensato subito a Irene, alle figlie, cioè... Mai un problema, mai un litigio, non si capisce cosa sia accaduto. Ma per quello che so io no, però come le dicevo tante volte, queste cose che succedono, cioè non vieni mai a sapere, sembrano quelle cose nascoste in casa che nessuno ne vuole parlare. Magari queste donne, però mi metto anche nei loro panni, per non parlarne non è mica facile, giusto? Lei ha detto se n'è andato via una parte. Via un pezzo di sole, un pezzo di vita gioiosa, un pezzo di... E io stasera le prime preghiere sono per lei, per la Cinzia, perché poi le persone tante volte non serve frequentarle tutti i giorni, sai, anzi forse hai un rapporto ancora più bello, no? Più sincero, no? E io, Cinzia non è una signora che io, però mi è bastato quel poco conoscerla, una persona bella, positiva, le senti subito a pelle le persone, no? L'uomo, Christian, si trova ora nella caserma di Portogruaro, lo stanno ascoltando ancora i carabinieri, stanno cercando di capire perché è accaduto tutto questo, e dietro a quella porta ci sono le sorelle, i parenti di Cinzia. Per l'ultimo veramente drammatico saluto, dietro di quella porta c'è la bara che porterà via la salma proprio fra qualche minuto, gli ultimi istanti, il distacco e davvero lo strazio di l'ennesimo femminicidio. Christian, io ti lascerei a questo, ti restituisco la linea, poi se verrà fuori la salma ti chiederò la linea. Grazie Daniela, dici bene, l'ennesimo femminicidio in Veneto, una
scia che sembra davvero senza fine. E noi ritorniamo alla cronaca della Marca per una operazione dei carabinieri che hanno individuato e arrestato dei ladri specializzati in furti nelle chiese. Individuati nelle ore scorse in 2 distinte operazioni dei carabinieri del Comando Provinciale di Treviso i presunti responsabili di reati in chiesa della Marca trevigiana. I militari dell'Arma di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso un italiano 44enne con obbligo di dimora nel Monzese e un 28enne rumeno. I 2 sono stati bloccati a Castelfranco con l'intera refurtiva e i classici attrezzi del mestiere, un metro pieghevole e 2 rotoli di nastro biadesivo. Colpita la chiesa di Santa Maria della Pieve in via Borgo Pieve a Castelfranco, dove sono stati rubati 2 portacandele in vetro e ottone, vari libretti liturgici e lumini votivi e danneggiate nel tentativo di sottrarle una copertura in rame e un'acqua santiera. I ladri hanno messo a segno un altro colpo anche nel Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale, in Vicolo del Cristo, dove utilizzando un metro flessibile con applicato all'estremità un nastro biadesivo cercavano di estrarre il denaro contenuto nelle cassette delle offerte. Scoperti dal sacrestano si sono però dati alla fuga. In attesa del processo i 2 uomini sono stati rimessi in libertà in attesa di giudizio. Si ruba in chiesa anche a Zerobranco, dove i carabinieri della stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 58enne trevigiano che in più circostanze nei mesi di ottobre e novembre si era impossessato di 300 euro, prelevandoli dalle cassette per le offerte della chiesa di San Giorgio Quinto di Treviso, usando, come nei casi precedentemente descritti, una barra flessibile e una sostanza adesiva al suo apice. Ritorniamo sul caso di Ronny Levakovic, il 25enne che nelle ore scorse tramite il suo legale ha detto di voler chiedere il rito abbreviato. L'incidente è quello terribile e letale del terrario costato la vita la primavera scorsa a 2 donne. Parla uno dei legali delle donne, delle vittime. Dal punto di vista del cittadino può essere magari in qualche maniera poco comprensibile, ecco, però sono dinamiche processuali che fanno parte del nostro ordinamento e quindi devono essere valutate anche per quello che sono. In ogni caso ci sarà comunque un giudice che poi dovrà stabilire se ci sono delle responsabilità, comminare delle pene. Il legale dello studio 3 Andrea Piccoli, avvocato della famiglia di Mara Visentin, si limita a prendere atto dell'intenzione del 25enne Ronny Levakovic di chiedere il rito abbreviato per il tragico incidente sul terraglio la notte dello scorso 24 marzo a Preganziol, di cui è chiamato a rispondere. Incidente in cui persero la vita Mara e l'amica Miriam Cappelletto. Al volante ubriaco Levakovic tamponò ad alta velocità l'utilitaria delle 2 amiche. Faremo questo processo con quelli che sono gli elementi che sono emersi dalle indagini preliminari, a mio avviso sono abbastanza univoci. L'indagine secondo noi è stata esaustiva, ci sono ovviamente degli aspetti che immagino appunto che loro vorranno cercare di valorizzare, è un loro diritto, noi faremo altrettanto per quello che può essere emerso dalla consulenza, che comunque mi sembra che abbia toccato, diciamo, in maniera esaustiva i punti salienti, ecco, di quello che poteva essere la ricostruzione della dinamica. L'avvocato Piccoli non dispera dunque di veder comminare a Levakovic una condanna adeguata malgrado la decurtazione di 1/3 della pena. Contemporaneamente sta procedendo l'iter risarcitorio. Che è portato avanti, che è in una fase insomma di avanzata anche per quello di valutazione. Non lo so se per il processo poi questo aspetto verrà o meno definito, non lo posso sapere adesso, è un po' prematuro. Ci sono dei contatti in corso. L'udienza preliminare è stata calendarizzata per il 17 gennaio prossimo. La scorsa nottata a Montebelluna, in via 30 aprile, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una fuoriuscita autonoma di un'autovettura Volkswagen Golf condotta da un giovane dell'Est Europa. L'automobilista ha perso il controllo del veicolo, poi ha abbattuto alcuni cartelli stradali e parte della recinzione di una scuola, lo vedete. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo con un tasso superiore a 1,3 grammi per litro, è stato dunque deferito all'autorità giudiziaria, patente di guida ritirata. Carabinieri che tra l'altro nella giornata di oggi si sono occupati dei rilievi di uno scontro avvenuto alle 13:30 a San Vendemiano, siamo in via Palù. L'incidente tra una moto che usciva da un parcheggio e un'auto. Il motociclista di 38 anni è stato elitrasportato al Cafoncello con politraumi, illeso invece l'automobilista 46enne.
Alcol e droga, tra l'altro, che sono sempre più diffusi tra i giovanissimi della Marca. Per questo da oggi nasce un osservatorio speciale sulle dipendenze. Purtroppo sì, lo registriamo anche noi in prefettura, che ci occupiamo delle persone che sono segnalate per l'uso personale, e abbiamo registrato un incremento della popolazione giovanile, molto giovanile, esposta a questo tipo di rischio di fenomeno. Gli assuntori di droga sono sempre più giovani, la certificazione arriva direttamente dalla prefettura di Treviso accanto a quella dell'aumento di incidenti causati dall'alcol, altra abitudine radicatissima tra studentesse e studenti. Le percentuali di ubriacatura, insomma, che sono state rilevate corrispondono a circa il 17% sia nei maschi che nelle femmine. Questo è un dato che sicuramente ci preoccupa molto. La percentuale di ragazzi e quindi di studenti, insomma, che consumano in modo eccessivo, in modo episodico eccessivo, quindi si espongono a fenomeni di ebbrezza alcolica, corrisponde al 17%, e le femmine, le studentesse, sostanzialmente si muovono con la stessa percentuale, 17% circa. Numeri e tendenze che hanno portato alla firma del protocollo d'intesa per la costituzione di un osservatorio sulle dipendenze tra ULSS 2, Conferenza dei Sindaci, Ufficio Scolastico Provinciale e Prefettura. Proprio la mappa delle dipendenze è in continua evoluzione. Sappiamo anche che lo stato di stupefacenti ogni mese sostanzialmente abbiamo delle modifiche anche rispetto a queste sostanze, ed è necessario che venga anche data un monitoraggio a livello generale, ma soprattutto ci permettono di fare delle azioni strutturate con un osservatorio. Capiamo quanto la situazione, più che una impressione, sia appunto una dura realtà. Insomma, lavorando con le scuole è chiaro, soprattutto dopo i 2 anni di pandemia, che la situazione di disagio è evidente che sia aumentata. Droga, alcol, ma anche gioco d'azzardo e utilizzo compulsivo dei social. Ci sono ragazzi che dichiarano più di 3 ore al giorno per quanto riguarda l'utilizzo di social, e questo ha creato evidentemente anche fenomeni di cyberbullismo e quindi problematiche che vanno affrontate proprio a livello di SERD, ma anche a livello dei nostri psicologi dell'ULSS. Ora la ragazza sta meglio e sarà seguita da uno psicologo, così il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, torna sui fatti di ieri mattina al liceo Berto, dove una giovane ha tentato un gesto estremo. Un episodio che ha scosso anche gli studenti, sembra che la ragazza si volesse togliere la vita. Fortunatamente sono intervenuti lo psicologo dell'istituto e un altro insegnante, insomma nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine, è arrivato anche il 118 e la ragazza insomma poi ha cambiato idea. Ritorna sulla mattina di paura vissuta al liceo Berto il sindaco di Mogliano Davide Bortolato, anche lui scosso per una vicenda che fortunatamente si è risolta in senso positivo grazie all'intervento di un operatore della scuola e dello psicologo. Ora la ragazza sta meglio e continuerà a essere seguita, un episodio estremo di un disagio profondo sempre più diffuso tra giovani e giovanissimi. Proprio per questo abbiamo anche nelle scuole medie, in questo caso, attivato un progetto, si chiama un progetto mediazione. Ecco, ci colleghiamo in presa diretta con San Stino di Livenza. Non so se mi sente Daniela Sizia, stanno per condurre, sì. Lo vedete? Ecco, sì, Daniela. Sì, Cristian, ti sento. Cristian, ti sento, come vedi stanno portando via la salma di Cinzia, dentro ci dovrebbero essere una figlia e la sorella. Questi sono gli istanti più drammatici, proprio come vi dicevo prima il distacco, sono entrate probabilmente per poter vedere la mamma ancora una volta e la sorella. Sono dentro, sono chiuse in un dolore immenso, come potete capire. Vi lascio proprio queste immagini che sono drammatiche, ve lo ricordo, l'ennesimo femminicidio. Come vedete ci sono anche i carabinieri, ormai gli ultimi istanti, poi la casa verrà chiusa e purtroppo poi ci saranno le indagini per capire, per chiarire che cosa è avvenuto e il perché soprattutto è avvenuta una tragedia tanto grande. Ecco le immagini, le vedete, i carabinieri stanno abbassando il nastro per far passare il carro funebre. Dietro quella porta ci sono ancora la sorella e una delle figlie. Sono dentro, probabilmente
anche lì nella casa. Ti lascio con queste immagini, Christian. Grazie Daniela. Ti restituisco la linea. Grazie, questo l'epilogo dell'ennesimo tragico pomeriggio, dell'ennesimo tragico femminicidio che si è registrato in Veneto. Lo ricordo, la vittima è Cinzia Luison di 60 anni, massacrata dal compagno di 65 Giuseppe Pitteri, massacrata a colpi di bottiglia. Noi cambiamo decisamente argomento, ritorniamo nella Marca. Il Consiglio di indirizzo e di programmazione nella seduta odierna ha confermato in modo unanime e per acclamazione Luigi Garofalo alla presidenza della Fondazione Cassamarca per un nuovo quadriennio fino al 2026. Premiato il lavoro importante di Garofalo, che è approdato in fondazione quando sull'ente gravavano moltissimi debiti. Il bilancio è tornato in attivo nell'aprile scorso. Parliamo adesso di multe con autovelox. Per il Tribunale di Treviso sono regolari. L'avvocato Fabio Capraro, che segue vari automobilisti, annuncia ricorso in Cassazione e ribadisce: gli autovelox privi di omologazione non sono regolari. Sono molti gli automobilisti che si sono rivolti al giudice di pace per contestare le contravvenzioni elevate per eccesso di velocità in tangenziale a Treviso, sanzioni contestate e annullate, poi la svolta. Il Tribunale di Treviso, invertendo un pronunciamento dello scorso ottobre del giudice di pace, ha valutato le multe tutte regolari. L'avvocato Fabio Capraro, che segue da anni i ricorsi dei suoi clienti pizzicati dagli autovelox, però non ci sta, annunciando ricorso in Cassazione. C'è anche una sentenza del Tribunale Pordenone che vi dà ragione. Sì, c'è una recentissima sentenza del Tribunale Pordenone che io mi sono permesso anche di produrre al Tribunale di Treviso, dove affronta il problema e in maniera, io ritengo, molto chiara, molto semplice, spiega che un'apparecchiatura per la misurazione della velocità, se non è omologata, non è legittima. Contravvenzioni prima annullate a causa della presunta mancanza di un certificato di omologazione degli autovelox sarebbero per il Tribunale ordinario del tutto regolari, come sostenuto dall'Avvocatura del Comune, perché le strumentazioni sono dotate di certificato di approvazione. Così non è, sostiene il legale. Non si può procedere senza che l'autovelox sia omologato, come dice il codice della strada e come ha ribadito più volte la Cassazione. Inoltre l'approvazione non è omologazione. Secondo Capraro, l'equivoco nasce da una circolare ministeriale che tende a equiparare omologazione ad approvazione. Dicendo, alla fin fine per noi una cosa vale l'altra, ma una circolare non è una fonte di legge, solamente la legge può modificare una legge precedente. Nell'ultima sentenza si fa riferimento proprio a questa circolare, dicendo specificatamente: la eventuale differenza dei procedimenti di omologazione e approvazione non esclude la possibilità di avvalersi dell'uno o dell'altro in assenza di prescrizioni certe. Ecco, quindi io sono deciso ad andare in Cassazione per risolvere questa cosa una volta per tutte. Arrivano in Veneto e nella Marca dopo aver percorso migliaia di chilometri lungo la cosiddetta rotta balcanica. Parliamo dei migranti. Oggi a Trieste il sottosegretario all'interno Prisco ha annunciato il ritorno delle riammissioni in Slovenia, primo paese Schengen attraversato proprio dagli stranieri. Sentiamolo. Il ministro Piantedosi ha diramato una direttiva alla Polizia di Frontiera, ai prefetti, per riutilizzare i meccanismi di riammissione considerati dagli accordi italo-sloveni. Quindi cerchiamo di trattare chi viene in Italia ed ha bisogno e può rimanere qua, come abbiamo fatto con l'ONG e con il mare, in modo civile, accogliendo chi deve essere accolto. Chi non deve essere accolto se ne torna fuori dall'Italia. I sindacati però chiedono personale più che... Ovviamente c'è la richiesta naturale di più personale, perché in questo momento, anche per le scelte timide di precedenti governi, è stata adottata una linea molto morbida rispetto all'utilizzo di questo meccanismo, che invece consente all'Italia di poter riconsegnare chi non ha titolo per stare in Italia ai paesi, in particolar modo alla Slovenia, che è il primo paese europeo di approdo, come prevede poi il resto della regolamentazione di Dublino. Da quando sono operative queste riammissioni? Dal 28 di novembre mi sembra che sono rimaste operative, perché in realtà gli accordi sono vigenti.
La politica ospite ieri sera a Ring l'europarlamentare leghista Darè, domenica a Pavia per il Comitato del Nord di Bossi, di cui dice molti in Veneto sono pronti a far parte. Ce ne sono tanti che aderiranno, ma come ha visto e come ha detto anche lei, per essere nel Comitato del Nord bisogna avere la tessera della Lega, quindi è un qualcosa interno nostro per compattare, riunire, mettere insieme tante persone, tante anime della Lega che sono stanche, stufe e vorrebbero andarsene. Questo serve per riunire la base. Tanti leghisti veneti pronti ad aderire al Comitato del Nord riunito a Pavia intorno al leader storico Umberto Bossi. Parola dell'europarlamentare trevigiano Gian Antonio Darè, leghista della primissima ora, in rotta da tempo con il segretario Matteo Salvini. I numeri non sono quelli dei sondaggi, sono quelli dei risultati elettorali, dice Darè. Occorre intervenire. Non siamo qui per distruggere, ma per rinnovare. Perché se no, se si rompe, facciamo un grande regalo al centralismo romano. Insomma, si tratta solo di rimettere in piedi quell'ala del nord che ha visto tanti militanti, tanti sostenitori e tanti voti che se ne sono andati proprio per questo partito nazionale. Si può cambiare, si deve cambiare senza chiaramente perdere le origini, l'identità, la territorialità che purtroppo abbiamo perso. Darè, che a Bruxelles ha incrociato proprio il ministro Salvini in Europa a chiedere un sostegno concreto per dare il via alla progettazione del ponte sullo stretto. Ci siamo visti, insomma, ci siamo anche salutati. Nessuno scambio, nessun confronto, dunque le distanze rimangono inalterate. L'ex segretario nazionale della Liga resta convinto del fatto che il problema sia stato il mancato coinvolgimento dei territori. È mancata la segreteria politica. Cioè, se ci fosse stato un Zaia, un Federica, un Giorgetti che assieme a Salvini avesse fatto la linea politica, probabilmente questi risultati non sarebbero stati così. Insomma, Darè continua a menare duro. Adesso andiamo in pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Treviso, ritornare a Treviso, una Treviso sempre più green. Vediamo perché. È stata presentata questa mattina a Treviso più verde e resiliente, iniziativa finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica. Con un contributo ministeriale di 60.000 euro, la campagna Green prevede una serie di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione in materia di cambiamenti climatici, oltre ad un programma di laboratori didattici nelle scuole. Quali le azioni? Le azioni, per esempio, quello di piantumare sicuramente tanti alberi all'interno del comune, lo stiamo facendo, e far capire soprattutto ai bambini qual è l'importanza di questi alberi e cosa fanno nel nostro ecosistema. Questo verrà fatto tramite dei laboratori che verranno svolti di volta in volta sulle diverse scuole. 6.700 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie, riceveranno la matita Treviso più verde e il quaderno Il mio amico albero, contenente approfondimenti sugli alberi presenti nel territorio, oltre ad un segnalibro che una volta interrato farà crescere una piantina. Durante le ore di laboratorio i ragazzi creeranno le ecosfere, contenitori di biodiversità da tenere in classe e a casa per comprendere come comportarsi con la natura, ma non solo. Nelle scuole primarie Fanna di Selvana e Carrer di Sant'Antonino verranno costruiti 2 green wall, muri di verde in verticale. C'è solo una città che si muove, in questo momento stiamo anche prendendo dentro, oltre alla città, ovviamente tutto il mondo, che è quello dei nostri ragazzini nelle scuole, perché da lì poi partiamo per fare cultura, ovviamente, che si estenderà poi negli anni e vedremo i risultati con le prossime generazioni. L'amministrazione scende in campo per far diventare Treviso sempre più verde ed ecosostenibile. Per il sindaco Conte è un cambio culturale necessario e utile. Dai boschi urbani, la forestazione urbana, a questi progetti che vedono certamente coinvolti i più piccoli, i bambini, ma con l'aiuto dei genitori, dei nonni, dei fratelli, che quindi possono anche loro ripassare quelle regole di buonsenso e di rispetto nei confronti dell'ambiente, che è davvero importantissimo per il futuro della nostra comunità. Da Treviso a San Pietro di Feletto, sulle orme di San Nicolò. Il suono della campanella ha annunciato anche a San Pietro di Feletto l'arrivo di San Nicolò.
Subito dopo il presepe, con l'albero addobbato, è l'immagine mondiale del Natale, anche se legato al 6 e non al 25 dicembre. Ma pochi forse sanno che è il segno marcatamente popolare del passaggio longobardo, che è passato appunto dalle nostre Pieve e nelle nostre Farre fino alla Longobardia, con Milano che ancora oggi dà i regali natalizi ai bambini. Qui tra le colline del Felettano, pur senza asinello, quello che in altre parti chiamano Babbo Natale o Santa Claus è atteso con trepidazione da grandi e piccini. Loro si aspettano tutti gli anni e ci sono degli anziani che se arrivo magari un'ora in ritardo si ricordano che l'anno prima sono arrivato un'ora prima. Pertanto ci aspettano questo regalo, questa visita tutto l'anno. Per i nonni della locale casa di riposo è una ventata di ricordi e giovinezza, quando una noce, delle castagne, qualche fico secco, delle carrube erano il momento più bello e dolce di un anno fatto di ben poche cose. La tradizione è fondamentale perché anche il ricordo di come si festeggiava un tempo e poi riproporlo anche adesso è assolutamente fondamentale, importantissimo. Ma il nostro San Nicolò ogni anno è atteso soprattutto dai piccoli, incuriositi da quanto hanno appreso nei giorni precedenti dalle maestre. E ci sono delle storie che li hanno accompagnati insomma in questi giorni, e delle tradizioni che abbiamo provato a raccontargli, la tradizione dei bandot, di richiamarlo, di attirare l'attenzione, per far sentire che insomma ci sono questi bambini che lo aspettano con sentimento. Una canzone di saluto per il nonno dalla barba bianca che rimarrà nei ricordi di questi uomini e donne di domani, in una linea di sentimenti che lega da sempre tutte le generazioni di questi colmelli. Anche questo fa comunità ed è proprio il motivo principale perché si portano avanti queste tradizioni, no? Per continuare a essere una comunità. Questo dunque il racconto del nostro Lucio Zanato. Adesso andiamo a Belluno. Una valanga di modeste dimensioni si è staccata sulla Marmolada, lato trentino, e ha coinvolto uno scialpinista padovano di 30 anni, fortunatamente estratto vivo dalla neve. L'allarme nella tarda mattinata, come ci racconta Tiziana Bolognani. Si è sfiorata una nuova tragedia stamattina sulla Marmolada, lato Trento. Una slavina con un fronte di circa 30 metri e una lunghezza di 300 si è staccata a poca distanza da Pian dei Fiacconi e ha travolto uno sci alpinista padovano di 30 anni, rimasto parzialmente sepolto dalla neve. A dare l'allarme i compagni dell'escursione che, pala e sonda in mano, sono riusciti ad estrarre l'amico, trasportato poi in elicottero all'ospedale di Cavalese per accertamenti. La chiamata alla centrale d'emergenza ha mobilitato Protezione Civile e Soccorso Alpino. Secondo quanto riferisce l'ANSA, il distacco si è verificato in una zona che non è attualmente interessata da divieti. Nelle immagini pubblicate online dal quotidiano Il Dolomiti si vede il punto esatto del distacco a est del Sas Bianc. Tuttavia il bollettino emesso oggi da ARPAV Neve e Valanghe sconsiglia in modo assoluto escursioni fuori pista. Il rischio sino all'8 dicembre è di grado 3, cioè marcato. Significa che non è remota l'eventualità di distacchi improvvisi di valanghe a lastroni. Lo sci fuori pista resta vietato nella zona a ridosso del luogo della tragedia del 3 luglio, come è scritto nell'ordinanza del Comune di Canazei dello scorso 16 novembre. Sulla Marmolada al momento non è possibile sciare nemmeno sulla Bellunese, la pista più lunga delle Dolomiti che si sviluppa in quota e non può essere innevata artificialmente. Lo ha fatto sapere la società Funivie Marmolada, che ha comunicato la chiusura degli impianti fino a quando le condizioni del manto nevoso non saranno favorevoli all'avvio della stagione invernale. Avanza il piano di potenziamento della viabilità in provincia di Belluno. Domani in Gazzetta Ufficiale saranno pubblicati i bandi di gara per le varianti di San Vito, Tai e Valle di Cadore. Il valore delle opere, importantissime per il territorio, è di 250 milioni di euro. Credo che per la mia comunità sia un traguardo storico, si parla di modifiche alla viabilità di valle almeno dagli anni 90 e adesso insomma le vediamo messe a terra. È soddisfatta la prima cittadina di Valle di Cadore, con lei tirano un sospiro di sollievo i colleghi di Pieve e di San Vito di Cadore. Nella Gazzetta Ufficiale di domani, 7 dicembre, saranno pubblicati 3 bandi di gara per le varianti che cambieranno il volto della 51 di Alemagna. Non risolvono tutta la criticità del traffico, questo è evidente.
però per Valle di Cadore significa poter tornare a vivere in una parte molto bella che è la borgata storica di Costa. Una galleria di quasi 700 metri a Valle di Cadore, una variante di poco più di 2 chilometri a San Vito che comprende la realizzazione del ponte Rusecco, del viadotto Senes e di 4 gallerie artificiali antirumore. Un'altra galleria a Tai che consentirà di superare l'attuale strozzatura e che collegherà la 51 alla 51 bis. L'annuncio è arrivato ieri direttamente dall'ANAS, 250 milioni il costo complessivo delle opere, superiore di quasi 100 milioni rispetto alla stima prevista in fase di progettazione che, salvo imprevisti, potrebbero essere completate entro dicembre 2025. Ieri al tavolo della prefettura i sindaci non hanno risparmiato stoccate all'ANAS. Ho chiesto che oltre alle grandi opere ci sia grande impegno per le piccole opere, quali ad esempio il taglio delle piante a bordo strada per una fascia di rispetto, attenzione ai muri di sopra la strada e di sotto scarpa. Con ANAS c'è un rapporto diretto, però è anche vero che tutti i ritardi non sono colpa di ANAS. La politica. Paolo Luciani è stato confermato alla guida della sezione cittadina della Lega di Belluno, voto all'unanimità per Luciani che attualmente ricopre anche il ruolo di assessore agli eventi a Palazzo Rosso. Lunedì sera il mini congresso ha eletto il nuovo direttivo che ha confermato Oreste Cugnac, Bruno Mignolli e Maria Filippina. New entry sono Luciano Dapiana, Roberto Ferro e Daniele Libralon. Il congresso provinciale del Carroccio è invece previsto per il prossimo mese di gennaio. Ritorniamo in Cadore, in Ampezzo, per la precisione, con un carnet ricco di appuntamenti. Cortina si prepara al rilancio dopo la pandemia e in attesa delle Olimpiadi 2026. Una lunga fine di settimana aspettando l'inverno. Cortina è pronta al rilancio nazionale e internazionale dopo 2 anni di pandemia che hanno frenato iniziative e socialità, e per l'occasione del Fashion Weekend si vestirà di un rosa declinato in svariate nuance beneauguranti per la stagione oramai alle porte. Quest'anno devo dire che è veramente ricco di appuntamenti molto interessanti sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista della moda e del fashion. Dall'8 dicembre si dipanerà un fil rouge lungo un percorso ideale che condurrà ai Giochi Olimpici invernali del 2026. Per Cortina un avvio di stagione con un carnet ricchissimo di appuntamenti. Quest'anno non ci sono i mercatini, ma ci sarà un villaggio di Natale fatto per i bambini nella Conchiglia, per poi andare nel vivo, che sarà appunto l'8, con tutta una serie di inaugurazioni sul territorio, che è un grandi firme. Mondanità e sport, con gli eventi che accompagneranno la regina delle Dolomiti all'appuntamento con i mondiali di snowboard e delle gare di Coppa del Mondo di sci femminile, e poi cultura e musica, con un occhio attento alla realizzazione delle infrastrutture indispensabili per garantire a Cortina l'affidabilità internazionale che merita. Nel 23 è inevitabile che dobbiamo cominciare a vedere cantieri, perché altrimenti non riusciremo a arrivare puntuali su quello che è l'evento olimpico, e quindi a voce le cose stanno andando avanti bene, però vogliamo la concretezza. Come sapete è tornata la nostra rubrica, il tuo presepe, con le immagini di voi telespettatori. Manderemo in onda, già lo stiamo facendo, i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 1755340. Ci raccomandiamo come sempre che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. E come vi dicevo già sono moltissimi i video che stanno arrivando in redazione. Questa sera è la volta di Emanuela di Vidor, la famiglia De Biasi di Spercenigo, Francesca Cappellazzo di Maserada e Rebecca Zanon di Asolo. Quest'anno ho deciso di realizzare il presepe come ogni anno in una chiave un po' diversa, rendendolo un po' verticale, con tutte le scene all'interno di una scaffaliera, di una libreria.
Io non ho particolari aggiornamenti da darvi, da Treviso e Belluno è tutto anche per questa edizione. Vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al Meteo. La pressione si mantiene abbastanza stabile sul nostro territorio, dunque anche il tempo sarà buono. Il dettaglio di mercoledì 7 dicembre. Sul Veneto fin dalle prime ore del giorno il cielo risulterà coperto un po' su tutte le zone di pianura, con nebbie anche fitte. A seguire non mancheranno ampi spazi di sereno. Temperature stazionarie o con variazioni di carattere locale, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece comprese tra i 7 e gli 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui qualche nebbia o nube bassa di mattina sulla costa, dal pomeriggio ampio soleggiamento. Temperature minime intorno a 1-8 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui un po' dappertutto con qualche addensamento ma senza piogge. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8 gradi. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.